siamo su American Truck Simulator. Siamo a San Francisco, dobbiamo portare formaggio a Truck. Sono 384 km. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Aspetta un attimo che però... No, non mi ricordo mai. Allora, aspetta un secondo. Perfetto. Ok, scusate ragazzi se non ho registrato in questi giorni, ma ho avuto dei problemi con Fly Simulator perché quando si installano mille cose poi i risultati sono questi. Ok, molto bene, cerchiamo di stare attenti per piacere perché ho già preso troppe multe per i miei gusti, eh. Ho prese veramente troppe. Buono. Adesso appena possibile faccio il prestito così mi prendo il mio camion. Oh, finalmente c'è anche traffico, bene. Godo. E possiamo vedere poi il Golden Gate Bridge. Andiamo pianino che non si sa mai ragazzi che non ci prendiamo anche la multa. E niente, ci siamo, eccola qua ragazzi, ho scelto San Francisco per questo ragazzi, per questo paesaggio. Ecco, vai di achievement, sì di achievement, vai di... Come se riusciamo però... Aspetta un attimo. Sono senza... le mani non sono sul volante purtroppo, ecco, è meglio far così. In diretta ci spariamo uno screenshot. Vai, occhio. Solo il come può fare ste cose ragazzi, appoggiamo quello più bello e lo salviamo. Ok, perfetto. Tom Cruise Control e ci siamo. Una nuova email che per adesso non guardo. Frena. La fisica però è troppo, non può frenare così presto. Ecco, già ho sbagliato, sono nella parte sbagliata. Bene. Bravo Kuma. Molto, molto bene. Guarda che figo le mani, no, però cioè... Che figo, ne? Siamo proprio sotto il ponte. Stiamo attenti perché... non sarà facile. Devo prendere larga. Merda! Figlio di puttana. È colpa mia, è un figlio di puttana lui. Dio santo. Ho visto qualcuno che l'ha criticato perché ha detto che ci sono pochi contenuti, però l'avevano detto e poi soprattutto tanto beh 19 euro non sono tanti per un gioco, lo sappiamo. Ma il discorso è che sono fatte veramente bene le città, quindi devono andare piano piano per non ingolfare anche il gioco, perché se sono tutte così ragazzi, cioè veramente ce la godiamo. No, te, tanta 9 possiamo aumentare la velocità. Niente ragazzi, non riesco a togliere la vibrazione dal volante, se qualcuno mi può aiutare perché il volante, quello del Driver GT, quello con il logo di Gran Turismo al centro, che veramente mi dà fastidio ma non riesco a levarla, cazzo. Ok, perfetto, che figata. Guarda che figata ragazzi. A truck dobbiamo andare. Sono le 15:31. Vado a vedere di avere il mio camion però, e ho bisogno del mio camion per godere. C'è un bel prestito da 300.000, ancora non posso farlo perché ho fatto ancora troppi pochi lavori. Devo stare attento a non prendere multe però, cazzo, perché non posso continuare a prendere queste multe. Già in un viaggio ho preso 100 multe. Ok. Andiamo pianino, tranquilli. Ho fatto bene a scegliere San Francisco comunque. Sono molto soddisfatto della mia scelta e godo. Ok. Senti, le vibrazioni dominano. Le vibrazioni del cuore.
Ok, esplorato Hoagland. Ok, vai. Non siamo stanchi, chiaramente. Perfetto. Vedi, l'impostazione americana si vede clamorosamente, cioè, bravi, bravi, bravi. Sono soddisfatto di questo gioco, lo ripeto, per chi magari non vuole vederlo, non ha ancora comprato, conseguentemente del genere, andate subito. Perfetto. Stop. Evitiamo magari cagate. Possiamo andare. Benissimo. Comunque ragazzi ho visto anche un programma, c'è un programma, un dispositivo che costa tanto, cioè 160 euro costa però, che si muove con il viso, cioè se io col viso mi sposto a destra si muove, è una roba incredibile anche per Fly, forse me lo prendo. Ragazzi c'è da dire che il traffico adesso, posso dire che il traffico c'è anche tanto, e sono contento, anzi forse di default di più di quello di Aerotrack, anche in autostrade è pieno, sto beccando sorpassi, cioè mi stanno superando il mondo praticamente, ma porca troia, stavo per schiacciare F9, ho tamponato la macchina, ho fatto un viaggio perfetto, neanche una sbavatura, arriva sto cioè va vaffanculo va. Oh, ti distrai un attimo, Dio Cristo. Catroia, ho perso 600 euro. Oh, era un viaggio perfetto. Perfetto fino a questo momento. Non male che non era registrazione, sennò veramente partiva il bestemmione da chilo. Vaffanculo, va. Dopo nel momento che stavo registrando, tac! La distrazione fatale, perdo 600 euro così. Bene. Ma vaffanculo. Comunque prima notte su American Track, ragazzi. Non so come ho fatto a fare sto errore, cioè... Tic tac, tic toc, tic toc, tic toc. Bellissimo quel tramonto, ragazzi. Mamma mia, questo gioco è tanto più bello, è di default. La versione base di questo è molto più bella rispetto a Aerotrack. Dopo c'è Aerotrack, chiaramente, con tutte le mode, è una figata, però... Ok. Ho già 5 città esplorato, bravo. Oh, comunque, ho visto quanta gente l'ha comprato, 20.000 persone che giocavano l'altro giorno, una roba impressionante. Vabbè, siamo arrivati. Siamo arrivati, c'è anche una macchina della polizia, bene, questo mi fa molto piacere, oddio. Siamo sicuri che è qua? Sì, 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 è qua. Niente, cioè io non son contento se non faccio sta stronzata. Caputtana, oh. Piano. Guarda il cume che pazzo, va Vardia, va Vardia. Dio Cristo però. Allora, calma. Devo stare più attento però, eh. Io capisco che sono un gondolaro, però posso fare ste cagate. Ok. Ok. Forse ci siamo adesso. Piano. Dio santissimo. Ancora. No, dai, stavolta ce la faccio. Pianino. Bravo come. Sofferenza. Ok. Archivamento sbloccato. Eccellente, perfetto. Si va a livello 2. Lungo raggio. No, aspetta un attimo, però intanto...
Carico pericoloso non posso, merci preziose. Non ha senso fare lungo raggio adesso, tanto sono... Boh, perfetto. Vediamo se possiamo già fare il prestito. E ancora no, 75.000 euro ancora non mi bastano, voglio quello grosso io. Buono raga, sotto il comandone veneziano, la Veneziana Trasporti sta cominciando a prendere forma perché in realtà siamo già nella Veneziana Trasporti. Perché? Perché con questi soldini, con questi viaggi, è l'inizio del tutto. Raga, sotto il comandone veneziano. Ciao!